È iniziato nel migliore dei modi il torneo Città di Treviso. Il capoluogo della Marca per 2 giorni è ufficialmente la capitale del mini rugby. Centinaia di bambini provenienti da tutta Italia hanno iniziato dalle prime ore della mattina ad affollare i campi della Ghirada. Lo scopo della manifestazione è infatti quello di riunire in 2 giorni tutte le realtà rugbyistiche nazionali, divenendo così un momento di incontro tra ragazzi di varie età per farli socializzare e promuovere la cultura del rugby nei suoi valori più significativi. Il rugby è bello perché c'è il gioco di squadra e non è importante vincere. Io lo so, perché è un gioco duro, cioè uno si deve impegnare per vincere e se uno non vince non deve piangere, perché comunque la squadra ha fatto di tutto per provare a vincere. Nato nel 1976, oggi è giunto alla sua 41esima edizione e con il passare degli anni ha assunto sempre più importanza in termini di partecipazione e di livello agonistico. Ci sono 11 nazioni che cominciano a essere presenti in questa competizione, quindi un torneo che non ha, come posso dire, non dico rivali, ma che ha sempre dell'entusiasmo nuovo di persone o di squadre, di società che vogliono cimentarsi in questa realtà. Sono 6.500 i bambini che tra oggi e domani partecipano a questa competizione. È una competizione divertentissima. I mini rugbyisti di tutta Italia attendono questa manifestazione con trepidazione per potersi confrontare con tutte le altre squadre della nostra penisola. Grazie anche all'organizzazione eccezionale, sono più di 500 le persone che si prodigano affinché tutto riesca nel migliore dei modi. Perché senza di loro probabilmente certe cose non si possono fare. Grazie ancora.